Siete d'accordo o no? Ma infatti, No, anche, ti dico- anche ascoltando qualche clippino che fa Allora, perché quando voi pensare farete a i loro. dialoghi, noi saremo, ripeto, con l'audio, come se stiamo registrando veramente, e ci conserviamo la traccia audio. Durante le riprese vanno fatte sempre minimo 3 volte, perché mentre nel cinema, non lo dico perché dici minchia, arriviamo a fare, lascia fare che non è ben buona, perché, allora, mentre nel cinema si cambia l'ottica, e ci mette zoom 200, 400. Noi dobbiamo fare 3 botte stesse riprese, una con un primo piano, uno con un campo largo, uno con un campo stretto, una figura, uno primissimo piano, una con un dettaglio. Allora nel cinema queste cose appallano per chi non ha fatto cinema, dice, ma io a fare una cosa di 2 secondi, per i 9 e fare 3. Questo è il cinema. Però quando poi uno si vede, dice, non è questa cosa. Allora, poi dimenticatevi tutto quello che noi facciamo durante le riprese. Quando poi vedete, dice, ma noi questa cosa, ma facciamo questa cosa. Perché poi lì ci vogliono le elementi che si siedono e devono pensare. Lo spettatore cosa deve pensare? Quale emozione gli dobbiamo dare? Partiamo dal titolo. Giovanni ha scritto I siciliani. Giovanni, ce lo puoi spiegare cosa sono i siciliani? Si parla di ragazzi, lo sapete, già avete letto un po', di antichi mestieri, di Sicilia, un po' spariti, si può dire, ma ancora in qualche borgo di paese c'è Scappare, c'è chi deve ancora c'è. Ricca purtroppo. Rievochiamo un po' questi antichi mestieri che poi erano quelli che applicavano anche, diciamo, alla famiglia, vivevano un po' di sussistenza. Buongiorno signor Beca, buonasera signora. No, piccate, l'ho lasciato il posto in prima fila. No, mettete già. Andiamo fuori. Ma da dare piccio come festeggiatore Anche poi. No, lui... Che già dici primero era. Dai, se ne sta niente a questi culo, dai. Ho sempre avuto questo culo. Allora ragazzi, un'altra cosa importante. Signora, mi dipende che c'ho l'esclusiva media. No, non si preoccupare. Paghiamo la SIAE. La signora è autorizzata. Allora, Quindi si parlerà di emigranti siciliani, giustamente a carta la Filippina, la Bangladesh, c'è la scarsezza di cibo, le famiglie di 8 Abbiamo una rotta sposalizia, uno nella finzione, ho 2 figli che si sposano, uno nella uno finzione, finto e uno uno nella vero. va bene, realtà. allora Realo non lo può fare. Appena Lui poi, c'ha 2 mamme invece, una vera e una... È una no, festa. ma appena poi sarà la scena del Signori, buonasera a tutti, perché non mi conosce, sono Dario Buonasera Vega. signor Beca. Capisco dall'espressione che già a me non me ne fotte. Avete pure lei. Allora, seguitemi. Dario, vieni. Seguitemi Patrizia, quello che faremo. metti la foto, che facciamo una foto qua con il signor Beca e Dario. Ah, ok, aspetta che sta finendo. Allora, giriamo le piste. Adama.